Presidente, il Veneto ha voglia di autonomia e sembra che la Consulta gli dia ragione con la sentenza di oggi. Io credo molto nell'autonomia. L'autonomia è un valore assoluto. Poi che per licenziare un dirigente che non ha fatto il suo lavoro si debba chiedere il permesso al Veneto mi sembra una cosa discutibile, mi sembra il contrario dell'autonomia, mi sembra un atteggiamento di veti e di burocrazia che i veneti non sopportano. Chiariamoci, la sentenza della Corte Costituzionale di oggi impedisce al governo di cambiare le regole sui dirigenti e di rendere licenziabili i dirigenti che non fanno bene il loro lavoro. E il Veneto si è opposto perché questo è un paese in cui il titolo quinto, cioè il potere di competenza tra le regioni, arriva al paradosso di dover mettere bocca anche su questi temi qua. Sinceramente noi siamo per l'autonomia, per i costi standard, per l'efficienza, ma dire che questa è una sentenza che afferma l'autonomia perché il Veneto deve mettere bocca su chi licenziare e chi no, mi sembra un po' discutibile. Il patto per Venezia che cosa prevede? Questo glielo diciamo domani, altrimenti non vale. Non possiamo bruciare la sorpresa a Brugnaro. Senta, e un'ultima cosa, se vincesse il no, lei si dimette o si mette a dialogare con qualcuno che oggi dice votate no? È una domanda che francamente non mi aspettavo perché non fa nessuno. Io penso che se vince il no il paese rimane com'è. Se vince il sì si riducono le poltrone, si eliminano i fondi del Senato che vanno a pagare gli affitti ai dipendenti dell'ufficio comunicazione 5 Stelle perché non lo dice nessuno ma è così. Se vince il no si fa tutto come adesso, se vince il sì si eliminano i rimborsi ai consiglieri regionali, una sola Camera dalla fiducia. Se vince il sì è più veloce fare le leggi, è più semplice governare il paese. Se vince il sì si elimina il CNEL, se vince il sì le regioni sono autonome ma i livelli di attenzione per i cittadini devono essere uguali per tutti. Ah, ma se vince il no cosa fai tu? Cosa faccio io? È secondario. La riforma, la Costituzione è molto più importante del sottoscritto. Certo io non galleggio, certo io non sto come tutti gli altri a fare gli accordicchi parlamentari sotto banco. Se dobbiamo avere gente che aumenta le tasse, che ha i governi tecnici, che rinvia i problemi, che rimpalla le soluzioni, può vedere qualcun altro. Quindi elezioni anticipate? Come lei sa questo non è un tema che riguarda il sottoscritto ma che riguarda il Presidente della Repubblica e sicuramente appena vede il Presidente della Repubblica se gli fa la domanda sarà felice di darle una risposta. Grazie. Buon lavoro, grazie.